Ciao, benvenuto! Questa mattina sono stato a fare un giretto qui nei boschi, adesso ho raggiunto la panchina perché è ora di pranzo. L'idea iniziale per il pranzo di oggi era un classico risotto in busta, poi ieri al supermercato, nello scaffale delle cose già pronte, ho visto i noodle e siccome non li ho mai provati, ho deciso di prenderli e adesso li cucino per vedere se effettivamente possono essere una valida alternativa al classico risotto in busta. Allora, mi sono mangiato i noodles, però prima di fare un paio di considerazioni mi faccio un caffettino con la Bushbox. Allora, che dire dei noodles? Sono buoni, come al solito, come tutte le cose in busta, insomma, non eccezionali, ma sapore ne avevano. Poi, che altro? Una cosa interessante, la busta che ho trovato al supermercato era per 2 persone, però si trovano anche buste singole. Busta per 2 persone come di solito quella dei risotti. È vero che quando io vado a camminare faccio fatica, dopo ho fame e una busta di risotto me la mangio da solo senza problemi, come oggi mi sono mangiato la busta di noodle senza problemi, anche se era per 2 persone. Per 2 persone il quantitativo, almeno di questa marca specifica che ho preso, sono 120 grammi e necessitano di 250 ml di acqua, per cui circa metà dell'acqua del risotto. Quindi questo è un aspetto sicuramente positivo, serve metà dell'acqua che avrei dovuto impiegare per fare una busta di risotto. Inoltre i noodles stanno anche meno, la busta dice di cuocerli per 4 minuti ma era troppo poco, poi non sono stato proprio dietro l'orologio, guardavo, mescolavo, li ho assaggiati, quando mi sembravano pronti li ho tirati fuori e ci ho messo circa 10 minuti, meno del risotto. Il risotto dai 15 ai 20 minuti, solitamente 20 minuti servono, almeno dalle mie precedenti esperienze. Quindi in definitiva
sono un'ottima alternativa, una cosa un po' diversa dal risotto, sono comunque comodi, magari ecco, bisogna stare un attimino un po' più attenti perché sono degli spaghettini, per cui nello zaino non vanno schiacciati, altrimenti si frantumano e praticamente vanno in pappa. Il risotto magari può essere maltrattato un po' di più, quindi dai, sono soddisfatto di questa prova. Adesso raccatto le cose e torno a casa perché si è alzato un po' di vento e inizia a fare freddo. Io ti ringrazio per aver visto questo video, spero che ti torni utile e noi ci vediamo nel prossimo. Ciao, alla prossima!